ora in onda Potere al Popolo. Baila, 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 baila! Aspetta, che mi tolgo la lampadina di bocca. Zio Fester con voi, 2 minuti dopo le 11. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Certo, c'è Simone che ci fa ballare. Per fortuna un po' di ritmo ci avvicina al weekend, versione zucca, versione Halloween, versione santi, versione morti. Dipende da che parte state. Certamente è ancora il buon mattino da Sammy Varin. Tra pochissimo arriva la Soldani a riassumere la settimana. Prima ancora il Qui Parlamento, poi avremo 4 parole con un'artista seguitissima su Instagram che si chiama Clari, ci farà ascoltare la sua ultima canzone intitolata 3, ma attenzione, ci sono tantissimi messaggi, finalmente abbiamo riavvivato, grazie a Simone ragazzi, pompami la macchinetta, la pompata è esplosa e ci sono messaggi ovunque, i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659 che prima di mezzogiorno vi leggo. Avremo il Segui la Lega con gli appuntamenti da non scordare targati Lega in queste ore, lo sapete ragazzi, in provincia di Bergamo c'è la Soca Fest, ma in apertura di tutti i siti, signori, è prima lanciata da Repubblica, adesso anche dal Corriere in apertura, la notizia da Parma. Cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia. Camicia nera trionferà, cantavano così, e il PD dice subito ora Meloni condanni l'episodio, chiaramente la chiameranno in Parlamento, certo, il video diffuso sui social risalirebbe alla sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, questa l'apertura del Corriere e Repubblica immagino sarà ancora peggio, camicia nera trionferà, i cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, c'è anche il video con la canzoncina ripresa da fuori della sezione. Salutiamo gli amici di Fratelli d'Italia e diciamo insomma che a volte c'è qualcuno che ci casca in queste cose. Noi della Lega effettivamente su cosa siamo cascati? Sulla secessione ai tempi, sul pesce portato in Parlamento da qualcuno, il cappio, però eravamo a 20 anni fa forse, non sapevamo ancora come funzionava la politica, purtroppo è sempre lì il problema, la mancanza di una certa caratura in chi fa politica, caratura, cara e poi tura. Qui naturalmente mi zittisco, se avete dei pareri opposti, diversi o similari al mio, scrivetemi al 340 67 09 659 che poi leggiamo insieme i messaggi. Ora tutti zitti perché andiamo con Elena Murelli in Parlamento. Qui Parlamento. Prego. Grazie Presidente, colleghe senatori e colleghi senatrici. Oggi quest'Aula si stringe nel ricordo del senatore Antonio Tomasini, un uomo delle istituzioni, un medico, un parlamentare appassionato e competente che ha lasciato un segno profondo nella sanità italiana e nella vita politica del nostro Paese. La sua lunga carriera, iniziata con la professione medica e proseguita poi con l'impegno pubblico, testimonia una vita interamente dedicata al servizio della comunità. È stato un protagonista convinto delle politiche sanitarie, con una visione chiara: mettere la persona e la sua dignità al centro. Nel corso dei suoi mandati il senatore Tomasini si è distinto per equilibrio, spirito di dialogo, competenza. Era un uomo capace di difendere con forza le proprie idee, ma anche di ascoltare e costruire ponti. Sapeva che la buona politica nasce dalla conoscenza e dal rispetto reciproco, nonché dall'ascolto. Come ha ricordato lei, Presidente La Russa, ha fatto nascere 14.000 bambini nella provincia di Varese. È stato un medico prestato alla politica e l'ha portata in Parlamento, traducendo proposte concrete, i bisogni reali dei cittadini e dei professionisti della salute. Ha contribuito a riforme importanti, ha saputo anticipare tempi cruciali come la prevenzione, la formazione e l'innovazione. Li portava avanti ancora oggi.
Da Presidente della Commissione Sanità è stato protagonista di importanti riforme e battaglie civili. Fra i risultati più significativi voglio ricordare la legge del 15 marzo 2010 numero 38 che garantisce l'accesso alle cure palliative e la terapia del dolore. Una legge che lui citava e che ha dato dignità a diritti a tanti pazienti e le loro famiglie, riconoscendo che la sofferenza non è solo fisica, ma anche umana e sociale e che lo Stato ha il dovere di alleviarla. Ha inoltre contribuito allo sviluppo delle norme in materia di donazione e trapianti di organi, sostenendo un sistema sempre più efficiente e solidale. Si è battuto per migliorare la sicurezza e la qualità delle cure, per rafforzare la prevenzione, la formazione e la responsabilità professionale. Il senatore Tomasini ha portato avanti con determinazione anche le politiche di prevenzione, in particolare nella lotta al tabagismo e la promozione di stili di vita sani. È stato un interlocutore attento e rispettoso nei grandi dibattiti su bioetica e fine vita, temi delicati sui quali ha sempre cercato di tenere insieme la scienza, l'etica e la dignità della persona. In quest'Aula, sopra di noi, campeggia un dipinto che lui amava e citava sempre, che reca un'esortazione semplice ma potente. Sei libera e sii grande. Sono parole che rappresentano bene lo spirito con cui il senatore Tomasini ha servito le istituzioni. Con libertà di pensiero, grandezza d'animo, apertura al dialogo e profondo rispetto per la persona. Il suo impegno ha contribuito a rendere più umano e vicino ai cittadini il sistema sanitario. Il senatore Tomasini era anche un esempio di passione civile e coerenza personale. Chi ha avuto modo di collaborare con lui, e io ne ho avuto il piacere per 3 anni, con me lo ricorda per la disponibilità, l'umanità e la capacità di guardare oltre le appartenenze politiche quando era in gioco l'interesse generale. Vorrei ringraziarlo pubblicamente per avermi appassionato in questi 3 anni ai temi della sanità, per avermi insegnato l'ascolto, il dialogo costruttivo e risolutivo e a mettersi sempre a disposizione del prossimo, perché, come diceva lui, ricordando le parole di Papa Giovanni Paolo II, la politica è un'attività nobile se vissuta come servizio all'uomo e alla società. Purtroppo l'ha portato via una setticemia, quella famosa infezione ospedaliera che lui da medico chirurgo ha sempre combattuto. Siamo nel 2025 e non si può ancora morire di queste problematiche. Il controllo delle infezioni ospedaliere dei batteri con interventi mirati e protocolli di gestione appropriati sono di fondamentale importanza per ridurre l'onere delle infezioni causate da patogeni resistenti sulla salute pubblica e sui sistemi di assistenza sanitaria. Con quella responsabilità che ho richiamato prima nel dipinto sopra le nostre teste, a noi resta onorare la sua memoria con un lavoro serio e l'impegno verso la creazione di protocolli più accurati per combattere le infezioni ospedaliere. Chiedo e propongo in quest'Aula anche se si può intitolargli una sala qui a Palazzo Madama in suo ricordo. E vorrei, naturalmente a nome della Lega, del gruppo Lega, a mio titolo personale, alla sua famiglia e ai suoi cari, rendere il mio pensiero più commosso e la nostra vicinanza, nonché da parte nostra serve un lavoro rispettoso delle istituzioni e sempre attento alle persone, come lui sapeva fare. Come diceva sempre lui, a fine di qualsiasi seduta, a fine di qualsiasi evento o cena, apprezzate le circostanze. E a noi non ci rimane che dire: ciao Antonio, grazie di tutto, grazie senatore Tomasini. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. One day I'll understand why this
text? When are you gonna text me by yourself? Someone ask himself. Can't you text me sometime? You see that I let you know it all, but I need to stay polite. What wants to send to? I like sex where I put all my anchors on and surrender. When are you gonna text me high? When are you gonna text me high? I want to carry on with this on and off to see acting when you're like, am I still waiting? She's like you're ready. It was a mistake. Deep down, we both know we're mistakes. Monkey to your heartbeat, I can't see it. I don't really like how you're being. Thousand questions in my head, wanna throw the key away. No, I just wanna be the one who receives a message, at least for once. I look into our chat, you make me with there's so ghosts me everywhere. When are you gonna text? When are you gonna text me by yourself? Someone ask himself. Can't you text me sometime? You see that too, let you know it all, but I need to stay polite. What want to send it to? I like sex where I put all my anchors on, never surrender. When are you gonna text me high? When are you gonna text me high? You're texting all your friends, so why can't you text me? Am I someone to you, then why can't you text me? One day I'll ask you why won't you text me? One day I'll ask you why won't you? Why won't you? Can't you text me sometime? You see that too, and you know it all, but I need to stay polite. What want to send you? I like sex where I put all my anchors on, never surrender. When are you gonna text me high? When are you gonna text me high? Why won't you? Why won't you? Why won't you text me? Why won't you? Why won't you? Why won't you text me? Why won't you? Why won't you? Why won't you text me? When are you gonna text? When are you gonna text me? È un po' una streghetta questa, si chiama infatti Esmeralda ed è italo-tedesca e racconta in questo pezzo Text Me quando resti lì aspettando che il tuo lui o la tua lei legga il tuo messaggio e la notifica non arriva, non apre il tuo messaggio e lì pensi di tutto, ragazzi. Cosa può essere accaduto? Può essere accaduto che magari sta conversando con qualcun altro e non legge il tuo messaggio. Ah, la gelosia, la gelosia! La streghetta Esmeralda con Text Me ci ha portato alle 11:15, ma adesso arriva la strega, quella vera, ragazzi. Quando parla lei i social si oscurano, si aprono le tombe, si levano i morti. Arriva Chiara Soldani. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a te ovviamente a tutti i nostri ascoltatori dalla strega buona, dai, spero buona. Ti mancava questo epiteto, È vero. Fai collezione sui social, infatti è difficile trovarla la Chiara Soldani sui social, devi scrivere tutta una formula particolare che poi ci Esatto. ripeterai, ma quando la trovi scopri la sua controinformazione che trovate anche su leggifuoco.it e anche in versione cartacea su Fuoco. Allora, le cronache Maranza di Chiara Soldani passano sicuramente per il Bronx, sembra il Bronx ma siamo a Milano, ormai accoltellamenti a go, il senegalese che picchiava a caso le donne a Milano l'hanno beccato, che ne facciamo adesso? Il più bravo è l'egiziano che stende i panni fuori dal Duomo,
Pregliasco, un vecchio amore della Soldani che ammette di essere stato pagato. Burioni non c'è più, almeno sui social, è stanco di fare la sputacchiera dei Novax, ma qua mi fermo, vediamo dove ci porta la streghetta Soldani. Vai Chiara. Grazie Sammy, guarda, molto spesso ci troviamo a proposito di social a guardare insomma con un riso piuttosto amaro, perché ridiamo ma allo stesso tempo rimaniamo indignati e anche chiaramente preoccupati di fronte a quei reel, a quei contenuti generati dall'intelligenza artificiale che riproducono, ne avevi condiviso tu anche uno diverso tempo fa riguardo proprio il Duomo di Milano, insomma il centro di Milano, in versione Islam, in versione islamica, quindi con chiaramente tutti i simboli, con insomma un dominio assolutamente totale, così sereno e tranquillo chiaramente per loro, di coloro che secondo la Boldrini dovrebbero portare cultura e che dovremmo anzi emulare, perché ricordiamo insomma Laura Boldrini aveva sostenuto e continua chiaramente a sostenere che l'immigrato sia un po' l'esempio, no? Il nuovo che avanza e verso il quale dobbiamo essere non soltanto accoglienti ma anche emulativi, quindi emulare il suo stile di vita e insomma tutta la sua istanza a 360 gradi. Però l'intelligenza artificiale diciamo che ormai viene soppiantata dalla realtà, quindi stiamo invertendo e stiamo vedendo i ruoli invertiti proprio perché le immagini dell'egiziano che stende serenamente i panni sul sagrato del Duomo è qualcosa che in realtà potevamo immaginare nella fantasia, diciamo così, in questi reel un po' avveniristici, ma in realtà stiamo proprio parlando della cronaca, perché quello che è accaduto, queste immagini inizialmente io pensavo fossero veramente dei fake, invece no, è tutto vero, quindi stiamo veramente assistendo soprattutto a Milano, comunque la realtà che a noi più vicina, a una deriva impressionante e molto preoccupante, non soltanto sul fronte Islam per quanto riguarda i luoghi di culto chiaramente abusivi, che sono dei ricettacoli di violenza, criminalità e anche islamizzazione radicale, quindi dei luoghi di propaganda molto molto pericolosi, ma Milano ci restituisce anche tutte le dinamiche di violenza giovanile, quindi le baby gang, gli accoltellamenti che sono praticamente all'ordine del giorno, per non parlare poi dei furti, che sono altrettanto molto molto popolari, non soltanto sui mezzi pubblici ma anche in pieno centro nella città, quindi davvero la narrazione di Milano è qualcosa che ci fa letteralmente accapponare la pelle. Partiamo per ordine, abbiamo appunto menzionato l'egiziano che stendeva serenamente i panni in un luogo insomma chiaramente simbolo della cristianità, non soltanto in generale, un po' un luogo culto appunto sia a livello religioso ma anche a livello popolare, se così vogliamo dire, di Milano. Parliamo del senegalese picchiatore seriale, personaggio che ha seminato praticamente il terrore e il panico fra le donne, perché le sue vittime erano e sono state soltanto donne, età trasversali, quindi giovani ma anche più grandi, quindi anche anziane, per cui è un personaggio veramente molto molto pericoloso, attenzionato, aveva ben 43 segnalazioni a suo carico, ma poteva serenamente muoversi per la città, picchiare, minacciare e soprattutto macchiarsi appunto di episodi così gravi di inaudita violenza. Stiamo parlando di un 28enne che finalmente dopo mesi è stato rintracciato ed è stato arrestato. Un 28enne senegalese, dobbiamo dirlo, insomma la nazionalità chiaramente non denota da parte nostra un'accezione razzista, ma semplicemente è la cronaca che dobbiamo riportare in maniera fedele. Aggressioni violente dal 13 agosto al 5 ottobre, quindi stiamo parlando di diversi mesi. Personaggio che a piede libero si muoveva tranquillamente per tutte le vie di Milano e così a caso sceglieva la propria vittima e ben pensava insomma di menarla, parlando in termini molto brutali, perché di questo trattasi poi, di qualcosa di estremamente brutale. Ora è a San Vittore, era arrivato 10 anni fa in Italia con lo status di rifugiato e aveva diversi alias, quindi era anche veramente difficile riuscire a rintracciarlo, nonostante avesse dei precedenti penali per furto, rapina e chiaramente insomma anche aggressione sulla persona. Per fortuna non ci sono state vittime in termini di morti, visto che si parla sempre di femminicidio. Poi puntualmente quando le vittime vengono aggredite da
nordafricani, da personaggi che sono stati accolti nel nostro paese, diciamo che il tutto acquisisce poi nella narrazione una modalità molto più soft, e questa è un'altra cosa che ci fa veramente molto arrabbiare. Il mio caro Fabrizio Pregliasco, si torna a parlare di lui, una delle virostar, diciamo uno dei simboli per quanto riguarda chiaramente il periodo drammatico del Covid, del lockdown. Lui era il prezzemolino in televisione, insomma parlava sempre di vaccini, di quanto fosse importante vaccinarsi, in commissione parlamentare d'inchiesta sul fronte Covid per ricostruire le reali dinamiche di quegli anni veramente atroci, soprattutto per i danni che poi il lockdown ha provocato e i vaccini in particolare. Parliamo dei finanziamenti da parte di Big Pharma e quindi interessi di natura economica ma anche di natura chiaramente politica. Lo sappiamo benissimo, tutto il business dei vaccini che adesso pian piano sta iniziando ad emergere. Finanziamenti da parte di Moderna, Pfizer, Sanofi, Bayer, Novavax, insomma diciamo che le grandi case farmaceutiche hanno ben pagato Fabrizio Pregliasco, che però sostiene di essere, diciamo così, super partes, perché anzi il fatto di essere stato pagato da molti lo ha reso ancora più indipendente. Questa, diciamo, è la sua giustificazione, abbastanza bizzarra, perché noi in realtà penseremmo il contrario, Sammy, ovvero se vieni pagato, se devi sponsorizzare i vaccini, chiaramente cosa vai a dire in televisione? Che sia fondamentale vaccinarsi. Sottostima tutte quelle che sono state le cosiddette cause avverse, quindi le problematiche, le complicazioni anche croniche dettate dal vaccino, elogia ancora il lockdown, che è stato invece veramente un dramma a livello sociale, a livello economico, a livello psicologico per tantissime persone, e viene però sbugiardato dall'Università di Stanford, che sostiene invece che il lockdown sia stato veramente, come dicevo, un dramma, perché sono aumentati problemi chiaramente di natura economica, ma non soltanto. Molti hanno dovuto anche interrompere le cure in presenza di cancri, proprio per l'impossibilità di accedere, comunque la difficoltà di accedere negli ospedali e nelle strutture preposte, aumento del consumo di alcol, tantissimi problemi di natura psicologica, chiaramente anche nel rapporto con il cibo. Insomma, diciamo che Pregliasco davvero ha, come si suol dire, una faccia ritolla, perché cerca sempre di sghignarsela e insomma di trovare degli escamotage per giustificarsi, chiaramente per perorare ancora la causa dei vaccini, che sappiamo essere veramente molto molto discutibile. L'aggressione a Vittorio Feltri, se ne parla adesso, in realtà è un episodio che risale a un mese fa, proprio per tornare a parlare della violenza a Milano. In pienissimo centro, sotto casa sua, il direttore editoriale del giornale viene aggredito in malo modo da due ragazzini, insomma da ragazzi comunque molto giovani. Si difende in maniera esemplare, perché davvero la tempra e la forza non soltanto insomma intellettuale ma anche fisica, grazie a Dio, non gli manca, ma chiaramente ci parla di quanto ormai Milano sia insicura a 360 gradi, quindi il problema non riguarda solo le periferie. Un tempo si parlava di Quarto Giaro, insomma delle zone un po' più abbandonate, un po' più dimenticate della città. Adesso parliamo proprio del cuore della città, del pienissimo centro, che è comunque ricettacolo di criminali, di criminalità e di violenza. E poi, a tal proposito, in chiusura, l'accoltellamento nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, siamo sempre a Milano, zona triennale, ragazzini accoltellati in maniera grave da soggetti che non sono ancora stati identificati, che sono riusciti a scappare, però nella ricostruzione uno dei due ragazzi accoltellati, giovanissimo, di 17 anni, dice avevano tratti somatici nordafricani. Comunque gli accoltellamenti a Milano sono diventati il pane quotidiano, all'ordine del giorno, quindi da un lato abbiamo tutte le dinamiche, chiaramente gli interessi delle case farmaceutiche, i poteri forti che comunque agiscono sempre, rimangono indenni di fronte anche alle emergenze e ai drammi come chiaramente quello del Covid, e poi dall'altro lato abbiamo le nostre città sempre più insicure e purtroppo sempre con un'incidenza da parte di questi personaggi che alla fine sembrano essere tutti collegati fra loro, non tanto sul fronte nazionalità, anche se questo è un fattore che li accomuna, quanto proprio nella loro capacità di sentirsi così assolutamente impuniti e liberi di portare degrado, violenza e veramente declino nelle nostre città, appunto.
Avete sentito le cronache Maranza della strega buona, incompresa purtroppo dai social, Chiara Soldani? Cara Chiara, sempre grazie per la tua controinformazione. Buona festa di Samain e buon weekend. A te Sammy un grande abbraccio, un saluto a tutti voi, alla prossima. E rieccoci signori, tra pochissimo la musica indipendente. Oggi ascoltiamo un pezzo di Clari e l'ascolteremo anche in diretta, la saluteremo per la sua nuova canzone intitolata 3. Intanto però un po' di WhatsApp, ragazzi miei, ne sono arrivati tantissimi questa mattina, ci si era rotta la macchinetta, ma adesso posso sfogarmi. Arrivati al 3406709659659, centinaia di WhatsApp, mi ha scritto persino Osho Federico Palmaroli: stasera mi travesto da riforma della giustizia e vado a spaventare l'Associazione Nazionale Magistrati. Oh! Io mi accontento di mettermi appunto la lampadina in bocca e fare zio Fester. Sammy, mi porti il caffè? Mi scriveva qualcuno di buon mattino. Grazie, grazie. Pure il caffè li dobbiamo portare a questi ascoltatori. Ciao, Zaia un po' troppo gasato oggi sulla stampa. Dice giustamente che la Corte dei Conti fa il suo lavoro. Questo è uno scandalo per il quotidiano La Stampa. Santa polenta, Corte dei Conti, dolcetto e sgambetto, scrive qualcun altro. Domanda: il referendum che faremo sulla giustizia sarà valido solo se raggiungerà il 50% più 1? No! Per fortuna è un referendum confermativo, quindi vince quelli che votano in più degli altri, quindi la speranza chiaramente che vinca il sì. Andate a votare, non fate scherzi. Ma guarda il caso, le comunicazioni sul blocco della Corte dei Conti a cavallo delle elezioni regionali di fine novembre. Bel disegno come sempre dai giudici. Maurizio, ne parlo in rassegna stampa, se ve la siete persa ragazzi, sul sito radiolibertà.net cliccate podcast e potete riascoltarmi anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Perché la Corte dei Conti non è intervenuta per il fallimento dell'MPS, per il reddito di cittadinanza, il 110% di Conte, per le banche popolari grazie a Renzi? Angelo da Parre mette il dito nella Corte dei Conti. Secessione, federalismo, macro regioni, autonomia, adesso il ponte, 5 successi della Lega. Ma grazie Gino, porti una sfiga, Dio mio, ma tutto bene a casa Gino? Davvero? C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo un po'. Grandissimo Sammy e mitica Radio Libertà. Uela. Ma lo vogliamo mandare un saluto oggi alla giudice apostolico che ieri sera gli è caduta la posata nel piatto. Buona giornata a tutti, viva Radio Libertà e viva la Lega. Daniel. Apo Daniel, grazie. Apo, suoniamo la fisarmonica ad Apo apostolico, la amiamo. Sammy, il referendum dovrà raggiungere il quorum? No ragazzi, il referendum confermativo. Ciao Sammy, sono sicuro che anche Salvini sarà condannato. Interrompiamo le trasmissioni. Oggi non posso proseguire, Simone, vai avanti tu, tanto riesci comunque a condurre una trasmissione tranquillamente. Non è pensabile, ma che sfiga portano oggi sti ascoltatori? Sarà che il 31, Halloween, sa mai, che zucca avete questa mattina? Che senso hanno queste condanne costruite con le parole senza guardare i fatti, se non quello di eliminare un politico che dà fastidio? È vero Mario, hai ragione, però non esiste proprio ragazzi, per quello che adesso ci dividiamo in due blocchi. Chi è con la Schlein, con il PD e con i magistrati che sbagliano e fanno cazzate molto spesso, ma non tutti, chi invece col governo, con la Lega, con il centrodestra. Penso che sia questa ormai la decisione. E voi conquistate? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, che dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ma tu cosa ti aspetti da me? Quegli abbracci stretti mentre vai e giochi con un'altra vita se ti annoi. Occhi chiusi quando serve a te, ma la mente è sempre aperta per perdonarti se torni da noi. Ti aspetti un castello di sabbia che non crolla, un sasso che nell'acqua non affonda. Non sono io per te, ma tu cosa ti aspetti? Che quando torni è tutto uguale. No, tu non volevi farmi male, sei solo debole. Ma i soli pianti sono i miei, che cerco amore ma amore cos'è? Se quello che conosco inizia sempre in 2 finisce in 3. È come una galera dai, ma in questo gioco tu non paghi mai. Se quello che conosco inizia sempre in 2 finisce in 3. Finisce sempre. Ma c'è che adesso io mi aspetterei, non delle scuse, solo un po' di pace. Lacrime e tristezza non le ho mai confuse. Un castello di sabbia che non crolla, un sasso che nell'acqua non affonda. Non eri tu per me, hai fatto del tuo meglio, sì ti assomiglio ma non è bastato a non rovinare tutto quanto, compresa me. Ma i soli pianti sono i miei, che cerco amore ma amore cos'è? Se quello che conosco inizia sempre in 2 finisce in 3. È come una galera dai, ma in questo gioco tu non paghi mai. Se quello che conosco inizia sempre in 2 finisce in 3. Finisce sempre. E non sei mai solo un bambino per un'assenza se basta almeno una carezza. E non sai che solo un bambino non può comprendere che basta almeno una carezza. I pianti sono i miei, che cerco amore ma amore cos'è? Se quello che conosco inizia sempre in 2 finisce in 3. È come una galera dai, ma in questo gioco tu non paghi mai.
Se quello che conosco inizia sempre in due, finisce in tre, finisce sempre. E smettetela! Oh, tutta la radio che ha cantato questa canzone di Clari, si intitola 3 e l'abbiamo con noi. Ciao Clari! Ciao a tutti, grazie mille per avermi invitata, sono molto contenta. Grazie a te, ma soprattutto grazie di averci fatto cantare, ti giuro, tutta la redazione che faceva gli acutini, ti posso immaginare come stonavamo, perché è un pezzo che prende, questa intitolata 3. Grazie. Cavolo, Grazie mille. che ideona non hai avuto? Che cosa mette in questa canzone e chi sono i 3? Perché anche nel video ci sei tu e poi appare qualcos'altro. Che cosa racconti in questo pezzo? Allora, la canzone parla di una ragazza che è pronta in un certo senso a trovare per la prima volta quell'amore di cui parlano tutti, però ha paura perché sente di non aver mai avuto un modello da seguire, un esempio, e quindi ha anche un po' paura della sua concezione di amore, quindi si mette in dubbio, dice io forse l'amore non so cos'è, e c'è quella frase che se quello che conosco inizia in 2 finisce in 3, e in una relazione che solitamente concepiamo come quella tra 2 persone, la terza è sempre un po' quella che porta uno scombussolamento, può portare dei problemi, può portare a rovinare la relazione, no? Quindi la terza persona è quella che arriva e rovina tutto, no? Quindi da qui deriva la paura di non sapere, no, come fare a cercare questo amore, però lo vuole fare perché prima o poi, secondo me, alla fine lo troveremo, no? Ma certo, ma è logico. Poi è chiaro che prima o poi bussa anche la terza persona e succede un casino, ma è normale, in ogni amore succedono queste cose, bisogna fare queste esperienze, ma capite signori, voi grandicelli siete stati ragazzi anche voi, sono cose che succedono, zitto. Ma guarda, principalmente io mi riferisco a un tradimento, però la canzone è stata interpretata in 1000 modi diversi, anche da gente che mi ha scritto dandomi dei significati. Secondo me valgono tutti, cioè ci sono tanti modi per vedere. Cioè, capito? E quindi anche quando pensate cose strane, pensate pure quelle, perché gli va bene. Sì, non è il modo in cui l'ho scritta, ma è assolutamente una interpretazione valida. Lei non voleva, ma se voi proprio volete, pensate come vi pare, ma soprattutto ascoltate e riascoltate questo pezzo di Clari, intitolato 3, perché in effetti resta impresso nella memoria ed è un qualcosa che si lascia canticchiare, quindi l'idea che hai avuto è veramente funzionale a farci passare qualche minuto senza pensare alle solite sfighe del giorno. Clari arriva dalle Marche, Pesaro per l'esattezza, e questo è il tuo primo album di inediti, giusto? Sì, esatto, io ho scritto molte canzoni nell'ultimo periodo e il desiderio è esatto quello di racchiuderle nei prossimi mesi in un album. Adesso presto uscirà il secondo singolo di questo progetto, che sarà un po' un continuo, in un certo senso di questa storia anche che abbiamo visto con 3, un continuo di questo racconto che è iniziato con questo primo singolo, e poi ne usciranno tante altre, perché ho scritto molto ultimamente, sono contenta perché sono canzoni che mi rispecchiano e quindi sono molto contenta di farle uscire. E poi c'hai anche un bel feeling con chi ti segue. Se cercate Clari su Instagram scoprite che è seguitissima. Clari, qual è il tuo segreto? Non lo so, io ho sempre cantato e ho sempre condiviso la mia passione con la musica sui social, ho pubblicato tante cover all'inizio, anche chitarra e voce, piano e voce. Io non sono una musicista, però mi piace accompagnarmi. E sei genuina, diciamolo, dai, insomma, cioè non è che uno dice seguitissima, sì, certo, metterà tutte le foto in costume da bagno, o peggio ancora, ragazzi, è una persona normale la Clari, e chiacchiera con chi la guarda su Instagram, racconta,
canta come tutte le persone normali. Poi c'è una anormalità che purtroppo è troppo diffusa sui social e che si approfitta chiaramente di determinate deviazioni personali che poi sicuramente abbiamo in tanti, ognuno ha le sue deviazioni. Clari, solo complimenti veramente per questo pezzo intitolato 3, per quello che stai portando avanti, per la tua originalità all'interno della genuinità di una ragazza giovane. Quanti anni hai? 50, 40? Io 27. 27, vedete già un piede nella tomba, visto che Halloween oggi insomma ce le ha queste. A proposito, piano con le parole, non portiamo sfiga. Fai qualcosa questa sera per Halloween o sei una di quelle che non crede ad Halloween, rifiuta festa della zucca o solo santi o solo morti? Da che parte stai? No, io ma sì, dai, mi piace, andrò a intagliare qualche zucca con qualche amica. Ottimo, non lo so. E la tiriamo dietro a qualcuno, non si sa mai, magari c'è qualcuno che merita anche una bella zuccata. Alla terza, al famoso 3 di questa relazione. Ho detto io che questo era un pezzo autobiografico, fatti finta di niente. No, neghiamo tutto. Clari, grazie per aver scherzato con noi, ancora complimenti e non finisce qua, è la prima volta che passi da Milano, ti aspettiamo in studio. Va bene, grazie mille, grazie. Ciao. È stato un piacere, ciao. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. A chi tiriamo la zucca questa sera? Stiamo a vedere. Anche Vince, ragazzi. Vince è quello che fa la trasmissione del cinema e si occupa di post-produzione. Vi ha preparato una trasmissione per domani su Halloween che è la fine del mondo. È assolutamente da non perdere. Intanto, tanti WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659. Mi resta solo la rassegna stampa di Radio Libertà. Anche se mi manca Big Kainarka, come lo chiamo io, e che vuoi che non manchi a me? Mi manca tantissimo quando la rassegna la faceva Giulio Kainarka, bei tempi. Poi è passato alle 10, la sua trasmissione verso le 10, 10:30, e chiaramente un qualcosa di molto più tosto della rassegna stampa che purtroppo dipende da quello che scrivono i giornali. Quasi sempre la mia ha un effetto. Dai, ve la faccio risentire. Scusa, c'ho il nostro poeta che mi ha fatto lo spottino sull'effetto che fa la mia rassegna stampa. Senti. Suona la sveglia, mi chiama il destino, arriva puntuale il bisogno mattino. Saluto il trono con aria beata e la giornata è già cominciata. Grazie. Il poeta Chiurazzi, che ha scritto anche un libro, pensa che cosa c'è dentro, giustamente descrive la mia rassegna stampa come qualcosa che ti porta poi, a ogni azione corrisponde una reazione. Se vi leggo determinate notizie, c'è la reazione, ma è tutta salute. WhatsApp, lo sapete, Sammy Varin non riesce a stare serio, cosa devo farci? Faccio radio da quasi 50 anni e ancora mi diverto a farla, è pazzesca sta cosa. Messaggini al 340-6709-659, c'è anche un audio, sentiamolo. Buongiorno a tutti da Piera, Romagna. L'Egyptian che è riuscito a stendere i panni davanti al Duomo o si dimostra che è pazzo, cosa che potrebbe anche essere, ma se non lo fosse è abbastanza evidente che questo si tratta di uno sfregio. Quindi tutta la marmaglia di difensori e inclusori dovrebbero riflettere su questa cosa, perché una cosa del genere è veramente uno sfregio. Provate ad andare a fare una pippa del genere davanti a una moschea,
poi vedete se succede qualcosa. Ciao. E speriamo che ne parlino anche su altri quotidiani e magari in qualche telegiornale, o con tutto rispetto chiaramente per i senza tetto che scelgono però di fare questa vita, attenzione, io propongo di cominciare a regalare degli stendi biancheria. Dani da Como, già il fatto che la gente chieda di togliere i panni è veramente esilarante, prenderlo di peso lui e i suoi stracci è fuori dalle palle dal nostro paese, che essendo l'Egitto si sa che non è in guerra. E la Chiesa tace, ormai ha perso, e tra un po' vedremo dentro le nostre chiese gli imam che diffondono le loro convinzioni feudali. Dani, tutto vero, ancora in chiesa no, ma negli oratori già ci sono. Bertolè è un compagno di scuola dell'assessore Propal Corti. Uè, vai Marco, l'ha scoperto, Se mi pongo un argomento fuori tema con i giornali di oggi, ma non ho sentito alcun commento significativo circa una notizia di qualche giorno fa. Mi riferisco all'annuncio di Tajani di avere portato in Italia 200 studenti, scusa un po' di tosse, sto scherzando e ridendo, studenti palestinesi, ed è stato giusto portarli in Italia perché lì è un po' un casino studiare se non c'è più neanche la scuola. 100 a Roma e 100 a Milano, le proporzioni mi piacciono. Domanda: non è che i 100 di Milano ce li troviamo nei prossimi anni alle manifestazioni Propal di Viale Padova, Loreto, altrove? Adriano, bravo, ne abbiamo parlato certamente, e non facciamo i salti di gioia. Chiaramente c'è la battuta interna e comunque ci sta a cercare di aiutare queste persone che vogliono studiare e che nel loro paese al momento non lo possono fare. Spero in un controllo almeno di chi ci portiamo a casa, spero. Io per la festa ci sono, Enzo è pronto a festeggiare la notte di Allo Barretta Vin. Bravo. Questa volta per il referendum andiamo a votare, mi raccomando, scrive quest'altra. Prodi e Gentiloni, la fine definitiva del PD. E non hanno altro, provate a pensare, chi altri hanno da quella parte? Zitto, che di qua non è che siamo messi da Dio, però qualcun altro di miglior caratura ce l'abbiamo. Poi chiaro, se ci mettiamo a fare i corettini fascisti nella sede, ma almeno chiudete bene la porta, no? Vabbè, io però i guerrafondai senza logica non li voterò mai, e per logica intendo la guerra contro la Russia, che a noi non ha fatto niente, ci ha sempre fatto vivere bene. Dite il contrario se potete, e solo perché ce lo chiede l'Europa o l'America, ma è proprio sbagliata la legge del taglione. Per il momento la legge del taglione a senso unico ce l'hanno i morti uccisi. Capite che qui c'è gente che si sveglia particolare. Non si sente la radio del telefonino, mi dicono dalla Spezia, ogni tanto si bloccano perché siete in tantissimi che mi sentite sulla app e il server non regge, è un buon segno. Mortadella, lavorerete un giorno in meno e guadagnerete un giorno in più di paga. Non ha fatto abbastanza danni all'Italia. Fera di ball, scrive Ermin. E ancora un messaggio audio, sentiamo che dice questo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io temo che questo stop alla Ponte sia una botta in testa a Salvini, che alla Meloni non dispiace, secondo me non dispiace. C'è già Calenda lì pronto per sostituirlo. Salvini senza Ponte praticamente non diventa più nulla e sarà anche un terremoto nella Lega. Probabilmente anche è qualcosa di positivo. Un saluto a tutti, buongiorno. Aspetta che mi riassesto un attimo i pantaloni, ho fatto un po' di autoerotismo ascoltando questo ascoltatore e sinceramente Salvini sta portando avanti così tanti lavori e il ponte è solo uno di questi. E il fatto che la Meloni sia intervenuta subito sulla scelta della Corte dei Conti mi sembra che non è il ponte di Salvini ma è il ponte di questo governo, quindi se arriva una botta, arriva la botta a tutto quanto il governo. La costruzione del ponte non mi entusiasma. Il vero problema dell'Italia è che governa la magistratura. Bravi, siete preparati. Questa cosa va denunciata e ridimensionata senza paura di pestare i piedi, ma è quello che vi dico, ragazzi miei. Ponte o non ponte, ma la situazione è, se state con la slime,
con i magistrati, con certi giudici, o state col governo, con le riforme, con il facciamo cose. Questa è la differenza. Poi ci sono cose che piacciono, cose che piacciono di meno. Capito? Mi hai, santa polenta, vi devo dire tutto. Per chi ha le capacità potrebbe invadere gli uffici della Corte dei Conti con N notifiche varie, tutte in digitale per le pubbliche amministrazioni di vario tipo e competenze, per accertarsi veramente se la suddetta è veramente in grado, sia pure a leggere la digitalizzazione degli atti in cui viene possesso. Raffa, prendo le distanze da questa cosa poco riverente verso la Corte dei Conti. Diciamo che da quello che sappiamo c'è stato qualche problemino, forse a leggere gli allegati anche, ma no, non è vero. C'è un altro messaggio audio, sentiamo che dice questo. Ciao Sammy, Pietro, Ui. ma a proposito di Vince, che è uno molto in gamba e poi anche simpatico, non può fare una trasmissione lui al mattino invece di continuare a mandare repliche? Dai, che ci vuole uno come lui. Forza! Hai proprio ragione, c'è da lavorare. La riforma berlusconiana della giustizia è un altro capolavoro salviniano, trionfo di farsa Italia, approvato in tempi record e senza emendamenti, ovviamente senza ottenere nulla in cambio. Autonomia? Punto di domanda. Salvini è totalmente bollito, sono anni che non ne fa una giusta, vedere Salvini nel logo è come la criptonite, non lo vota più nessuno, per fortuna gli hanno bocciato quel cazzo di ponte. Oh, questi sono gli ascoltatori pidini, ragazzi, che salutiamo caramente. Io vi leggo perché vi voglio bene, il fatto che ascoltiate la mia radio non posso che essere contento, però potete andare anche a fan un bel Halloween naturalmente. Appuntamenti da non scordare targati Lega. Io non so cosa farete stasera, se accendete lumini, se vi mettete una lampadina in bocca come farò io. So che alla Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo c'è la festa della zucca. Alla Tavico d'Esco anche questa sera a partire dalle ore 19 prodotti tipici, taglieri, parti bollite del Nobil Porcello, carni alla brace e altre specialità, ragazzi miei. E da quando? Praticamente è da mercoledì che si va avanti ogni sera, e attenzione perché domani sabato 1 novembre anche a pranzo alla festa della Lega di Palazzago, domenica 2 novembre solo a pranzo e c'è la notte delle zucche questa sera, quindi se andate lì vi divertite, la mascherina più divertente, tutte queste cose che fanno divertire i nostri ragazzi. Poi insomma, qualunque sia la vostra posizione, li facciamo contenti tutti alla festa della Lega di Palazzago fino a domenica in provincia di Bergamo. Siamo a 2 passi da Pontida, ma soprattutto questa sera guarda chi arriva. Massimiliano Romeo, segretario Lega Lombarda. Questa sera venerdì ore 20 Palazzago Bergamo alla festa della Lega. Ma c'è mica solo lui, ragazzi, è pieno di bella gente a Palazzago in provincia di Bergamo. Una idea anche incrociare la politica della Lega, ma perché no, fare anche cose divertenti, zucca, mica zucca, menù di cose buone, e incrociare magari il segretario provinciale della Lega Fabrizio Sala, provincia di Bergamo, c'è ogni sera, sia oggi che domani. Palazzago, area feste, Soca Fest, struttura chiusa e riscaldata, quindi qualunque tempo vai tranquillo, non esiste assolutamente problemi, ci si diverte e soprattutto si parla di buona politica. Arriva anche Desi Pirovano, senatrice bergamasca della Lega, questa sera, venerdì 31 di ottobre. Bella idea sicuramente, naturalmente inviare anche gli appuntamenti da non scordare del
questo veramente io ci devo andare, se no lo trasmettiamo in diretta. Poteri speciali a Milano, la proposta di legge. Mica solo Roma, ragazzi, c'è anche Milano. Rompiamo un po' le balle su questo. 8 novembre, ore 10, Mercato Centrale di Milano. Milano Futura, save the date, questo è bergamasco chiaramente, save the date, il convegno Poteri Speciali a Milano, la proposta di legge. 8 novembre, ore 10. Musica per le mie orecchie. Sì, è tempo di andarmene, me ne vado. Vi ricordo questa sera l'andata delle strie, certo, perché ci segue dall'Interland a Rescaldina, 2 passi da Milano, Legnano praticamente. Questa sera Rescaldina al Parco di Villa Rusconi, ore 21, una rappresentazione di teatro itinerante che parla di streghe e non soltanto, per tutte le età, tempo permettendo, perché è all'aperto. Me ne vado davvero, è stato un piacere. C'è anche questo, l'Arca delle Idee a Roma il 30 novembre, manifesto dei tempi nuovi. Inizio a dirlo poi, è un evento pubblico a cura di Armando Siri. Roma, 30 novembre, l'Arca delle Idee, manifesto dei tempi nuovi. Ma via, devo andare, via, devo correre. Grazie Simone della pazienza, tra poco arriva Caprini. Semivarin ritorna, se mi volete in replica dicendo cose interessanti, questa domenica a partire dalle 12:30 con È tutto un magna, poi naturalmente inesorabile lunedì alle 7:30.